Giovedì 11 luglio il TG Azzurra aveva dato conto di una sentenza del TAR avversa al comune di Chioggia, che avrebbe dovuto velocizzare l'esecuzione del diritto in capo ai bagni internazionali di Sottomarina, di rientrare in possesso di un'area a mare occupata da un'impresa familiare che gestisce il noleggio di Pedalò. Era stata anche ipotizzata la data del 17 luglio per lo sgombero, che però non è mai avvenuto né notificato. La situazione non è come descritta, puntualizza la titolare dei Pedalò. Stiamo lavorando infatti tranquilli e continueremo a farlo per tanto tempo, portando colore al mare di Sottomarina. Siamo qui da una vita, pagando naturalmente le tasse di concessione. Invero, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha intimato al Comune il compimento di tutti gli atti necessari per accertare lo stato dei luoghi e la corrispondenza degli spazi demaniali in capo a entrambi i contendenti, secondo le rispettive concessioni. Una situazione mai fino ad ora definita. Prosegue la Sagra del Pesce per le ultime 3 serate di gastronomia e spettacolo. Questa sera, venerdì, è ancora possibile prenotare il proprio tavolo a uno dei 6 stand ubicati lungo Corso del Popolo, mentre la stessa cosa non sarà possibile domani e domenica. Intanto, ieri sera, i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che presidiano la piazza hanno prestato assistenza a un giovane commensale della provincia di Padova, il quale si era sentito male dopo aver cenato. Il malore, molto probabilmente, è stato provocato da un inizio di congestione dovuto all'acqua fredda bevuta, in quanto i sintomi che accusava erano capogiro, sudore freddo ed estremo pallore. Un'infermiera professionale, volontaria nel nucleo ANC di Asiago, e il responsabile chioggiotto del servizio di ieri sera hanno fatto sdraiare il ragazzo, provvedendo a misurargli la pressione, che è risultata bassa, ma praticamente nella norma. Dopo alcuni minuti sono intervenuti 2 volontari della Croce Verde in servizio e, svolto un ulteriore controllo della pressione sanguigna, hanno accompagnato il giovane in ambulanza fino alla sua auto. Oggi dalle ore 18:30 il Partito della Rifondazione Comunista ha organizzato, alla sala conferenze del Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia, un incontro pubblico in merito al futuro delle navi da crociera in Laguna Sud. All'iniziativa partecipano esponenti del Comitato No Grandi Navi di Venezia, dell'Osservatorio Ambiente e Territorio di Chioggia, dell'Associazione Ambiente Venezia e dei meeting studenteschi Friday for Future, che la scorsa primavera hanno animato l'intera Europa, mettendo in guardia sul clima e sugli sconvolgimenti dimensionali nelle acque. Tutte queste organizzazioni sono fortemente avverse all'impianto di attività crocieristica verso le grandi navi nel porto di Chioggia e segnatamente al progetto di terminal in Val d'Ario, per via dell'impatto ambientale e paesaggistico che rende la laguna di Chioggia non diversa da quella di Venezia. Su sollecitazione del ministro Toninelli e dell'amministrazione locale guidata dal Movimento 5 Stelle, da alcuni mesi si parla di un futuro crocieristico a Chioggia. Dicono i proponenti: intendiamo quindi portare all'attenzione del dibattito cittadini i problemi tecnici e strutturali, l'impatto ambientale, economico e logistico di un progetto tanto declamato ma tuttora inesistente. Uno spettacolo più unico che raro, questa sera dalle ore 21 fino alle 23:30, nell'incantevole ubicazione di Calle Seminario, l'unica di tutta Chioggia a non consentire il transito o il parcheggio delle automobili. Nel quadro degli appuntamenti relativi alla Sagra del Pesce si ballerà il tango a cielo aperto, nella milonga organizzata dalla maestra Sara Forzato con il TJ Marcelo Borghetto. Un'occasione per vedere come sarebbe e come potrebbe essere Chioggia se anche dalle Caglie e dal Corso del Popolo fosse interdetto l'accesso alle automobili. Veicolo di show, di ritrovo, di tradizione popolare, di teatro e naturalmente di un miglior turismo sostenibile. La serata è ad accesso gratuito e tutti possono ballare. Ultimo evento del ciclo Serate Natura e Scienza, questa sera dalle ore 21 all'Aula Magna di Palazzo Grassi, con accesso da Rivavena 1282 a Chioggia.
Il professor Luigi Garlaschelli, socio emerito del CICAP e divulgatore scientifico, si occuperà di dare risposte alla domanda: chi ha paura della chimica, denunciando il rischio contemporaneo di mettere in discussione professioni e certezze scientifiche che hanno veicolato il progresso. Chimica e chimico nel parlare comune hanno assunto una connotazione sempre più spesso negativa per indicare qualcosa di artificiale e conseguentemente dannoso. Ma stanno davvero così le cose? Ne parlerà appunto il professor Garlaschelli, docente universitario e autore di numerose pubblicazioni in materia, nell'incontro finale della serie organizzata dal Centro di Educazione Ambientale del Comune assieme alla cooperativa HILA. Il CICAP, l'organizzazione della quale l'erudito fa parte, intende favorire la diffusione del metodo scientifico contro le fake news della rete e non solo, ovvero di svolgere un'opera di educazione alla razionalità. Gli obiettivi del CICAP nel corso degli anni sono cambiati e oggi indaga quanto all'autenticità dei misteri e dei presunti fenomeni paranormali annunciati dai mass media, ma soprattutto in relazione alle pseudoscienze. Questa sera, venerdì 19 luglio dalle ore 20, la palestra Yamato Dojo e il gruppo Warriors Pro Chioggia di shootbox, arti marziali miste e kickboxing, allenato dall'istruttore Paolo Zennaro, organizza un evento di arti marziali con allenamenti in gabbia per incontri di shootbox e kickboxing. L'iniziativa avrà luogo al bar Berita, alla rotatoria tra via Cristoforo Colombo e il lungomare Adriatico a Sottomarina. Ha preso il via stamane col raduno allo stadio Bettinazzi la stagione agonistica dell'Adriese Calcio per il 2019-2020. Domenica 4 agosto, infatti, gli atleti affidati al nuovo allenatore chioggiotto Luca Tiozzo giocheranno la prima partita nella Coppa Italia Professionisti, risultato conseguito grazie al secondo posto nella regular season passata. La società del presidente Scantamburlo ha ancora una volta profuso notevoli sforzi per provare a vincere il campionato, dopo essere andata vicino qualche mese fa. Ci avevamo provato, diceva al microfono di Adria Azzurra il massimo dirigente Granata, ma con i nuovi acquisti sono fiducioso che possiamo fare la differenza. Tra essi le punte Alessandro dal Cesena, Florian proprio dal Materica, che Tiozzo condusse alla vittoria nella Coppa Italia di Serie D, quindi Nobile dal Delta Portotollo, e l'ala dal Ligorna. Il centrocampista Lo Sicco, sempre della squadra marchigiana, il portiere Pigozzo dai rivali biancoblù e proprio oggi l'ultimo arrivato, l'esterno sinistro Simone Tagliapietra dalla Primavera del Venezia. Nonostante sia ancora tra le favorite del prossimo torneo, oltre al fuoriclasse Giacomo Marangon che ha scelto l'Union Clodiense, l'Adriese ha perso o svincolato molti dei protagonisti passati, ovvero Del Carro, Buratto, Calcagnotto, Kerezovic, Boccioletti, Milan e Nicoloso, che si è accasato all'Este. La ricetta del presidente Scantamburlo è divertimento ed entusiasmo, pensare al gioco perché così arrivano i risultati, e se non arrivano, tempo e denaro speso sarebbero sprecati. Ma allo stadio Bettinazzi è tornata la fiducia.